Gentili amici del grande futsal, buon pomeriggio da Gabriele Papolle, benvenuti alla Palapoli dove seguiremo insieme la sfida tra Femminile Molfetta e Audace Verona. Diamo subito uno sguardo alle formazioni partendo dalla compagine ospite che si schiera con Pomposelli, Putto, Verdù, Arakawa, De Cao, Zandonà, Ferreira, Ficeto, Vittorelli, Maretti, De Angelis, Biasiolo, l'allenatore mister Andrea Rossi. Gli arbitri di questo incontro sono Alessandro Accomando di Olbia, Antonella Manca di Sassari, al crono Amedeo La Calamita della sezione di Bari. Risponde la Femminile Molfetta con Torma Ginosa, Gurrieri, Orvat, Giancastro, Matranga, Cochito, Pati, Caballero, Caputo, Enrico e Bucaleb. L'allenatore mister Diego Iessi. Femminile Molfetta reduce dalla vittoria per 3-1 sul campo dell'Atletico Foligno di una settimana fa. La formazione biancorossa adesso a 4 punti in classifica e cerca continuità in questa gara interna contro il Verona che vuole riscattare un periodo un po' negativo coinciso con la sconfitta una settimana fa in casa per mano della Cagliari. Squadre che si caricano prima del calcio d'inizio. Cerchiamo di dare uno sguardo anche a quelli che saranno i starting five scelti dai due allenatori. Tra i pali per l'Audace va Vittorelli, poi c'è Putto, Pomposelli, Giulia Ferreira e Elena De Cao. Risponde la Femminile Molfetta con Torma, Cochito, Orvat, Enrico e Ilenia Caballero. Già sul parquet l'Audace, ultimi urli di incitamento in casa Femminile Molfetta prima dell'inizio di questa gara. Sarà importante per il Molfetta l'approccio alla gara, così come è stato una settimana fa in Umbria, con il Molfetta che ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0. Poi ha resistito agli assalti del Foligno nella ripresa, trovando il 3-0 con Caballero. Nel finale, nell'ultimo minuto, il gol del 3-1 di Capitan Narcisi. Maglia nera la Femminile Molfetta, maglia rossa l'Audace Verona. Primo possesso sarà biancorosso con Ilenia Caballero sul punto di battuta. Ancora un attimo di pazienza da sistemare gli ultimi dettagli sulla panchina della Femminile Molfetta con il signor Accomando a colloquio con mister Iessi. Si aspetta lo scoccare delle 16 e poi sarà finalmente game time al Palapoli. Fischia adesso a comando, è iniziata Femminile Molfetta Audace Verona con Cochito a gestire il primo pallone di questa partita. Scarica da Orvat, poi capitano Enrico, subito la pressione altissima di Giulia Ferreira che ruba palla, va da Pomposelli, Enrico lotta, Ferreira, la palla è per lei, ancora la 12, finta controvita, passa Ferreira, viene abbattuta, arriva subito il fallo, subito la punizione per l'Audace. Attenzione allo spunto di Giulia Ferreira, ex giocatrice del Lamezia. Putto ad incaricarsi della battuta, occhio allo schema per liberare il destro sempre potente di Elena De Cao. Putto cerca l'imbucata verso la porta, Torma non si fa sorprendere, respinge in bugger, rimessa laterale.
ha visto che si era aperta la barriera del Molfetta e Putto ci ha provato col mancino, rimessa laterale, non calcio d'angolo per l'Audace. Lo fa presente la signora Manca ad Arianna Pomposelli, che adesso batte questa rimessa cercando il sinistro di Ferreira, che non prende però precisione. Allora Torma è pronta già al lancio lungo, ci pensa per un attimo, poi preferisce andare dalla connazionale Horvat. Coquito, Enrico, ancora dalla boliviana, tiene palla Coquito, largo da Caballero che cerca l'imbucata centrale, chiede scusa Caballero, la palla è imprecisa, è facile per Vittorelli, portiere classe 97 dell'Audace, alza un attimo la pressione, adesso il Molfetta. Pomposelli prova a partire in banda, resta lì con Horvat che l'attende, riparte da De Cao, si allarga Ferreira e riceve, davanti a sé Caballero, Ferreira cerca l'imbucata, colpisce però una compagna di squadra, deve però tornare indietro da Capitan Puttou. De Cao contro Coquito, protegge Pomposelli in banda, Putto, buon approccio del Verona, Putto, Giulia Ferreira con personalità, la formazione scaligera, passa Ferreira la prima volta, la seconda trova davanti a sé Marfil Enrico che protegge l'uscita di Lilla Torma. 1 minuto 17 secondi, 0-0. Horvat, Enrico, Coquito, ancora da Enrico, poi Horvat. Ragione il Molfetta sulla pressione alta dell'Audace, cerca la parallela Enrico, troppo potente il suo passaggio, non può arrivarci Coquito. La rimessa è dell'Audace. De Cao converge verso il centro, alza la testa, scarica da Giulia Ferreira che passa su Caballero, non su Enrico. Calcio d'angolo per l'Audace. Ottimo il modo in cui ha cominciato questa partita la formazione ospita, con aggressività, con voglia di far bene, con tanta determinazione. Qui sarà calcio d'angolo, prima però Putto deve recuperare il pallone. Chiama lo schema Putto per Pomposelli, colpisce in pieno Marfil Enrico. È pronta Putto, ancora corner Audace, fuori da Pomposelli, Suola, Putto imbuca sul secondo palo, troppo alto per Ferreira, rimessa Molfetta dopo un avvio un po' così così, prova adesso a cercare di costruire qualche azione pericolosa e a farsi vedere dalle parti di Margherita Vittorelli. Enrico, Coquito, Horvat di prima dove c'è solo De Cao, bene da Pomposelli che chiude il triangolo, De Cao, Torma si iscrive con una gran parata alla partita, poi lancia lontano per Caballero contro il portiere, cerca il tocco sotto, Vittorelli però non era uscita e allora fa su questo pallone subito 2 occasioni da una parte e dall'altra, poi sbaglia l'imbucata Pomposelli, rinvio dal fondo. La grande parata di Torma che poi aveva lanciato Caballero in campo aperto. Caballero pensava che Vittorelli fosse uscita e ha cercato di alzare questo pallone senza però trovare fortuna. Horvat, Coquito, lascia per Enrico, fermata in rimessa laterale dalla pressione a tutto campo di Ferreira. 2 minuti 21 secondi andati via, 0-0, un'occasione per parte. Coquito alza il pallone, Caballero prova a lavorarlo, Putto con personalità di petto anticipa tutti, poi Ferreira ha un po' di spazio e se lo prende, Ferreira prova a calciare, arriva Caballero, rimessa laterale a favore dell'Audace. Primi movimenti sulle panchine, Ginosa e Matranga in casa Molfetta. Pomposelli, Putto, Enrico chiude, occhio perché ha spazio Caballero, cade a terra Enrico, non c'è fallo sul contrasto di Putto che qui gestisce il pallone in mezzo a 2, va a terra e guadagna calcio d'angolo. Enrico che poi va a chiedere spiegazioni sul fallo non fischiato a suo favore, sul presunto fallo non fischiato a suo favore. Calcio d'angolo per la solita Putto. Pomposelli con spazio, attraversa poi incredibilmente De Cao, anticipata sulla linea da Horvat, ancora palo di Ferreira, c'è da aggiustare la porta, doppia clamorosa palla gol per l'Audace Verona. Traversa interna e poi palo, e sulla ribattuta è stata bravissima Horvat ad anticipare De Cao che forse non si aspettava che la palla potesse rimanere proprio lì. Brivido per il Molfetta, si resta 0-0, un po' fortunata qui la formazione biancorossa. Enrico, Horvat in avanti, Coquito prova ad accendersi, Coquito
cerca l'imbucata, fermata, poi non passa su Pomposelli, allora appunto Enrico direttamente in tribuna. Pomposelli lascia lì il pallone, Horvat anticipa tutti e riparte in 3 contro 2. Horvat da Matranga, la palla di Matranga, sterza, Matranga, imbuca Vittorelli, poi Horvat, ancora si salva l'Audace, si sta accendendo Femminile Molfetta Audace Verona. Enrico la battuta della rimessa. Horvat calcia Vittorelli in spaccata, gran parata, riparte Pomposelli con rapidità, la corta sul fondo Caballero che guadagna possesso. Enrico, Horvat non passa su De Cao, tocca per ultimo l'ungherese, rimessa laterale per Elena De Cao, giocatrice nel giro della nazionale azzurra di Francesca Salvatore. Intanto Ferreira con l'imbucata spacca bene Torma, poi ancora un diagonale stavolta sul fondo di Elena De Cao, fuori Caballero, dentro Ginosa. Pronto a cambiare il quartetto intanto mister Andrea Rossi. Torma lancia per Ginosa che si allaccia con Putto, lotta ma la meglio la brasiliana e capitano dell'Audace. Pomposelli, De Cao, De Cao, calcia De Cao, esterno della rete. Horvat va da sola, Horvat si allunga il pallone, non lo prende più, rinvio dal fondo Vittorelli. Che lancia lontano per Pomposelli, grande aggancio di Pomposelli, poi toccata da Enrico, rimessa laterale. 4 minuti, 8 secondi andati via, 0-0, due legni colpiti dall'Audace, un paio di buone occasioni anche per il Molfetta però. De Cao in buca, chiude tutto Enrico che prova anche a ripartire, 3 contro 2, Matranga, controllo non felice, allora ritorna da Horvat che cerca una compagna libera. Enrico in banda, prova a partire, ci riesce, secco su De Cao, arriva Pomposelli, ancora Enrico a lottare, l'ultimo rimpallo favorisce Vittorelli, poi Matranga di testa dalle parti di Simona Ginosa, sola contro tutte, ricomincia da Horvat. Poi Matranga, attacco per Enrico, ne esce bene qui il Molfetta, prende il centro del campo Enrico che può anche calciare, larga da Matranga che cerca il mancino, scivola e non riesce a trovare la porta, poi resta a terra dolorante. Problema alla nuca se non andiamo errati per Matranga che scivolando avrà battuto con il parquet del Palapoli. Adesso viene soccorsa dallo staff sanitario della Femminile Molfetta. Pronto il cambio per la numero 8, arrivata in estate dal Ragusa. Si rialza, tutto ok per Teresa Matranga. Dentro Gurrieri al suo posto, protagonista con un assist nella trasferta di Foligno. Da rifare questo rinvio di Vittorelli. Intanto Biasiolo in avanti, cambia il quartetto mister Rozzi. Adesso ci sono De Angelis, Biasiolo, Zandonà e Arakawa, giocatrice giapponese con la maglia numero 9. Torma cerca compagne libere, va da Enrico, poi Cochito, ancora Marfil Enrico, in avanti De Angelis anticipa Ginosa ma in rimessa laterale. 5 minuti andati via, 0-0.
ma una partita piacevole. Gurrieri non passa su Zandonà, Ginosa lotta, Zandonà, Ginosa, tocca Zandonà, rimessa Molfetta. Gurrieri, Enrico, Cochito, in avanti non trova Ginosa. De Angelis da Zandonà, destro sinistro, chiusa da Gurrieri, si resta ancora quella porzione di Pallapoli. De Angelis alza la pressione, adesso anche il Molfetta sbaglia il passaggio. Arakawa, la rimessa è biancorossa, ora può sistemare la difesa Mister Rossi mentre Enrico prende palla per battere questa rimessa. Cochito, Gurrieri, Enrico, Cochito all'1 contro 1, prova a calciare, fermata, rimessa laterale. Enrico, Gurrieri, controllo non perfetto, arriva De Angelis, ancora rimessa. Pronta anche Martina Caputo in casa femminile Molfetta. Cochito da ultima, lavora per Ginosa che prova a partire, non ci riesce, Torma blocca la palla. E poi cerca Gurrieri, controllo non felice, rimessa laterale audace. Arakawa, 1 contro 1 in banda, va Arakawa, la scivolata sul pallone di Enrico che guadagna anche il rinvio dal fondo. Cochito, Gurrieri, ancora Cochito, Gurrieri, prova a partire, non ci riesce, tocca per ultimo lei, la rimessa è per l'audace. Biasiolo, Arakawa, Biasiolo ancora, in banda Zandonà, prova ad andare da sola, calcia, murata da Cochito, rimessa laterale. Zandonà, Biasiolo, De Angelis, torna indietro perché Gurrieri non le lascia spazio, allora ci riprova De Angelis, Torma aspetta lì il tiro dell'avversaria e poi subito da Enrico che ha un po' di spazio, prova a ragionare il Molfetta ma l'audace presta sempre molto forte e molto alta, allora la formazione biancorossa va un po' in difficoltà, lotta Enrico con Arakawa, ancora il capitano del Molfetta, non passa, Arakawa all'indietro da De Angelis, ruba un buon pallone qui l'audace, De Angelis con spazio, calcia sul fondo, rimessa per Lilla Torma, fuori Ginosa, dentro Caputo, a breve dentro anche Pati. Torma, Cochito, in avanti, Caputo lavora questo pallone, trascinandolo solo però fuori. E allora rimessa De Angelis, Zandonà, Biasiolo contro Gurrieri, in avanti, lascia scorrere, Torma chiama il pallone, le sue compagne di squadra si spostano per lasciarlo prendere a lei, qui Cochito va a lottare con Ferreira, poi cade male sulla caviglia sinistra. Nel contrasto con Benedetta De Angelis, caduta sulla caviglia sinistra. La boliviana che adesso si rialza, dà il 5 all'avversaria. Fuori Cochito, dentro Pati, fuori Gurrieri, dentro Caballero. Zandonà, De Angelis, Arakawa, controlla un buon pallone, cerca la parallela, Caballero in anticipo su Zandonà, poi Enrico fermata da Arakawa con un fallo, calcio di punizione a favore del Molfetta, primo fallo anche dell'audace.
Enrico, Pati in avanti, rimessa laterale a favore del Molfetta. Enrico, Caballero, in avanti De Angelis prima di tutte. Arakawa gira da Biasiolo, alza la testa Zandonà con la suola, bene da Arakawa, lotta la giapponese, lotta anche Pati, tocca per ultimo la 7 del Molfetta. Ottavo minuto che sta per andare via in questo primo tempo, sempre 0-0. Occhio al destro di Arakawa che cerca l'imbucata sul secondo palo, non trova però De Angelis. E allora si ripartirà con una rimessa laterale per Enrico e per il Molfetta. Lilla Torma, scucchiaia per Enrico, va da sola, salta la prima, non la seconda. Occhio alla ripartenza dell'Audace con Zandonà, ferma tutto Caballero che riparte, numero di Caballero, strepitoso intervento di De Angelis in estirada ad evitare un 2 contro 0. Lampo di classe di Lenia Caballero. Enrico, riparte il Molfetta con Martina Caputo da Pati, lavora questa palla, tocca lei per ultima, giusta la chiamata della signora Manca della sezione di Sassari. Dall'altra parte c'è ancora De Angelis, grande impatto sul pallecci per lei. Zandonà, bene per Biasiolo, fermata da Enrico che poi si allunga il pallone e lo mantiene in campo, vince anche un rimpallo e alla fine il pallone torna per Zandonà. Zandonà, salta Pati, Zandonà, l'uscita di Torma, poi mette palla in rimessa laterale, protesta la panchina dell'Audace che voleva un tocco di mano di Torma fuori dall'area di rigore. Si gioca però De Angelis colpisce Enrico, poi Caballero, ma il Molfetta non riesce ad uscire e allora Zandonà in buca, fermata da Enrico. In arriva un time out per Mister Iessi. Zandonà sul secondo palo, non c'è nessuna, time out per la femminile Molfetta. (11 minuti 3 secondi al termine del primo tempo, 0-0 fra femminile Molfetta e Audace Verona. Partita ricca di spunti in questo avvio, due legni incredibili colpiti dalla formazione ospite, un paio di ottimi interventi anche per Vittorelli. Si riparte con Torma che mette in gioco il pallone affidandolo a Pati. Caballero lascia scorrere Enrico, difficoltà sulla pressione di Ferreira, rimessa laterale comunque Molfetta. Torma, Pati, Caputo, fermata da Puttou. Ferreira, passa Ferreira, in buca ancora Enrico davanti a sé, a dirle di no. Altra rimessa, Puttou col mancino, la spaccata di Torma. Poi Caballero, bella palla per Patti che prova ad autolanciarsi, troppo lungo il controllo, Vittorelli fa su il pallone affidandolo a Puttou.
Ferreira ancora l'1 contro 1, sterza sul mancino, Ferreira passa dietro il blocco, cerca il secondo palo, non trova però deviazione, rinvio dal fondo. Dentro Horvat, rientra anche Matranga. Dopo il colpo alla nuca subito in avvio. Pronta Torma. Horvat. Matranga. Horvat. Caballero. Passa su Ferreira. Ora Caballero, fermata poi da Putto in rimessa laterale. Horvat. Enrico. Matranga, spalla alla porta, ancora ad Enrico che arriva. Enrico trattenuta, calcio di punizione, cartellino giallo inevitabile per Putto, che ha speso bene qui il fallo e il cartellino, perché Enrico andava in 1 contro 1. Di scaramucce su dove posizionare il pallone, alla fine il signor a comando mette d'accordo tutte. Vediamo se il Molfetta va dritto in porta o se cerca uno schema. Le indicazioni alla barriera di Vittorelli, Enrico sul punto di battuta, fischia l'arbitro. Enrico in porta, Vittorelli devia in calcio d'angolo. Angolo Molfetta, Matranga, Horvat, fuori, palla un po' pigra, ci arriva prima di tutto e Putto, bene per Pomposelli, numero, Pomposelli, ancora Torma, decisiva poi una serie di contatti e rimessa Molfetta. Horvat, palla sotto il piede, poi Enrico, ancora dall'ungherese, in avanti, cerca e trova Matranga, ancora ad Enrico che arriva in velocità, fermata, rimessa laterale. Enrico, Horvat calcia, fermata da Ferreira. Seconda metà del primo tempo iniziata da ormai 30 secondi, sempre 0-0. Enrico da Torma prova a esplorare anche questa opzione, il Molfetta ha spazio davanti a sé l'ungherese. Torma, Horvat, Torma, ancora da Horvat. Horvat si appoggia da Caballero, cerca poi Matranga, a contatto Vittorelli, meglio poi Matranga sgambetta Vittorelli e si prende il cartellino giallo. Calcio di punizione per l'Audace, secondo fallo commesso anche dal Molfetta. Una moneta per parte, Matranga e Putto. Enrico. Matranga. Enrico. Fermata da Pomposelli. Rimessa laterale. Horvat. Cerca ancora Torma, che pensa al lancio lungo, lo lascia partire, ma impreciso per Caballero. Pomposelli, fermata da Horvat, allora torna indietro da Putto, Ferreira, Pomposelli, bene, l'anticipo di Enrico, su Decao, Enrico parte, fermata da Putto, calcio di punizione, ammonita Putto, che è il secondo giallo però per il capitano dell'Audace. Espulsa Luana Putto dalla signora Manca di Sassari. Incredula la panchina dell'Audace, in effetti mi sembra un po' troppo severo come
secondo giallo, ma ha visto evidentemente una trattenuta la signora Manca ai danni di Enrico. Espulsa Puttou con 8:24 da giocare nel corso del primo tempo. E adesso 2 minuti in superiorità numerica per la femminile Molfetta. 2 minuti da sfruttare. Continuano intanto le proteste. Pomposelli indica la strategia difensiva a Ferreira. Molfetta batterà la punizione. Con Torma adesso stabilmente nella metà campo avversaria, quasi a sfruttare il 5 contro 3. Torma. Ancora Torma. Horvat. Enrico. Torma. Cerca il varco giusto il Molfetta. Ancora Torma. Enrico. Torma. Palla persa dal Molfetta che non riesce a sfruttare i primi 30 secondi di superiorità numerica. Ferreira, Pomposelli. Fa impressione Matranga. Pomposelli bravissimo a proteggere palla, a far passare quanti più secondi possibili. Arriva anche Horvat che ruba il pallone. Fallo di Matranga, calcio di punizione. Attenzione perché l'arbitro intanto sta contando. Tantissima confusione. Si sta capendo ben poco in questo frangente. Pomposelli concede calcio d'angolo. Horvat. Dentro Coquito. Enrico. Ancora il Molfetta con la superiorità. Coquito. Coquito. Palla sul fondo. Poi Vittorelli lancia lontano dove non c'è nessuno. Dato via il primo minuto in inferiorità numerica per l'Audace. Sta resistendo senza troppi pericoli la formazione di Mister Rossi. Enrico subito da Coquito. Ci riprova il Molfetta con la giocatrice boliviana. Enrico. Palla persa da Enrico per Pomposelli. Pomposelli atterrata da Enrico. Calcio di punizione e cartellino giallo per il capitano biancorosso. Brutta palla persa qui dal Molfetta. Punizione per l'Audace con Ferreira. Vediamo se va direttamente in porta o no. Secondo me sì, vista anche la inferiorità numerica. Ferreira in porta, colpisce la barriera. Poi Pomposelli, però l'Audace riesce a far passare qualche secondo col fisico e con l'esperienza di Pomposelli. Ancora 30 secondi il Molfetta con la superiorità. Proverà a sfruttarli con questa azione. Enrico. 6:50 da giocare nel primo tempo. Enrico, Coquito. 22 secondi ancora per il Molfetta con la superiorità. Coquito, Enrico. Coquito. Enrico. Horvat. Cerca l'imbucata. C'è solo Pomposelli davanti a sé. Ultimi 8 secondi per il Molfetta. Coquito, Enrico. Coquito. Enrico, entrerà Zandonà. Coquito. Enrico. Horvat. Controlla, calcia, Murata. Si torna a giocare in 5 contro 5. Enrico. Horvat. Si appoggia da Coquito. Dietro da Enrico. Poi Caballero.
cerca spazio per calciare, murata da Pomposelli. Enrico, Horvat, Enrico, 6 minuti al termine del primo tempo. Kokito, Horvat, detta il passaggio, Horvat va da sola, prova a calciare, ancora straordinaria De Angelis, che poi esulta e si carica per questo gran salvataggio. Kokito, palla persa dal Molfetta, un po' imprecisa qui. Pomposelli prova a partire, arriva Enrico all'indietro da Torma, pressata Torma, cercava Horvat, non l'ha trovata, peccato perché poi il Molfetta avrebbe avuto metri di campo da percorrere, palla al piede in superiorità numerica. Ferreira alla battuta della rimessa laterale, 5:41 per chiudere il primo tempo. De Angelis smista il pallone da Zandonà, che non passa su Caballero, resiste Caballero da Kokito, Kokito fermata, Horvat può essere zona tiro, ci pensa, ci ripensa, ancora la grande chiusura di Ferreira in rimessa laterale. Kokito, Enrico, Horvat, Kokito, Horvat, Enrico, controlla, ancora da Horvat, Enrico, 1 contro 1 del capitano, fuori da Caballero, ancora Caballero col mancino, murato, non c'è fallo di mano, si gioca. Kokito, Horvat, Enrico, Kokito, Enrico, il giro palla del Molfetta in attesa del momento giusto per colpire. Horvat fermata da Ferreira, arriva Torma in vantaggio in rimessa laterale. Prova Ferreira in buca, facile per Torma, che poi lancia lontano, cerca Kokito, anticipata da De Angelis, rimessa laterale Molfetta che guadagna metri però. Kokito fermata da De Angelis, arriva Zandonà, Enrico prima di lei, ancora Enrico lotta, Zandonà davanti a sé, cadono in due, alla meglio con Enrico, parte Enrico, cerca Horvat, troppo lungo il passaggio per l'ungherese, un po' di confusione, adesso ovviamente squadre anche un po' stanche. Palla in avanti per Arakawa contro Enrico, il pallone resta nella disponibilità del Molfetta. Kokito per Enrico, ci arriva Enrico, si ferma, torna Kokito, pensa al tiro, lo lascia partire e Vittorelli se lo ritrova tra le mani in qualche modo. 4 minuti al termine del primo tempo. Arakawa, Ferreira, Zandonà, bella palla per De Angelis, con spazio, Zandonà controlla, calcia, Horvat sulla linea, salva il Molfetta. Secondo intervento sulla linea difensiva di Horvat. Caballero, slalom, Caballero, fermata, non c'è fallo, si gioca, Ferreira col mancino, ancora vittoria Horvat. Partita che vive di strappi da una parte e dall'altra. (3:34 per chiudere la prima frazione). Zandonà, finta, poi calcia, murata da Kokito, calcio d'angolo. E allora attenzione ai tanti schemi dell'Audace. Ferreira lascia scorrere per Zandonà, chiusa da Caballero che per poco non si autolancia contro Vittorelli, rimessa laterale a favore del Verona. Rientra Matranga, palla in avanti per Ferreira che aggancia ma non riesce ad andare verso la porta. Torma, Enrico, Caballero, palla complicata, Caballero in rimessa laterale, evita però di perdere il pallone in quella zona di campo che
sicuramente pericolosa. Ferreira lascia la battuta a De Angelis, che calcia, colpisce Coquito, rimessa laterale dall'altro lato per l'Audace. De Angelis, Ferreira, De Angelis, calcio d'angolo. Ancora il calcio d'angolo di De Angelis, Zandonà fermata da Coquito. Ferreira, attenzione al suo mancino. Zandonà fermata da Caballero, si resta allora col possesso Audace. Brava Benedetta De Angelis per il tiro di Zandonà, fermata in qualche modo da Enrico. De Angelis il possesso ancora Audace, chiude Matranga in rimessa laterale, soffre un po' adesso il Molfetta. Zandonà controlla, bene da De Angelis, fermata da Caballero, rimessa laterale. Zandonà, Ferreira, Arakawa, su di lei Matranga, Arakawa in panchina, rimessa laterale Molfetta. Enrico, Coquito, Enrico, ancora dalla boliviana, centrale da Caballero, l'ex giocatrice della VIP, fermata da Zandonà, poi si allacciano, non c'è fallo da una parte, non c'è fallo dall'altra. Matranga, Coquito, 3 contro 3, Coquito, finta contro finta, numero di Coquito, Coquito, diagonale fuori. Chiede una deviazione non accordata, rinvio dal fondo Vittorelli. Rientra De Cao. Vittorelli velocizza per Benedetta De Angelis. Arakawa si gira su Enrico. Arakawa torna, aspetta lì il pallone, occhio perché Coquito è tutta sola. Coquito controlla, Coquito raddoppiata, passa. Coquito lascia poi a Caballero che non controlla bene questo pallone. De Angelis con spazio per Arakawa, 2 contro 1 Audace. Arakawa, Arakawa, Arakawa per De Cao che non ci arriva di pochissimo. Ripartenza pericolosa dell'Audace. Dentro Gurrieri per il Molfetta. Ultimi 105 secondi del primo tempo. Coquito, Matranga, Enrico, Coquito, passa su Arakawa, si accende Coquito. Coquito porta palla da Gurrieri, in buca per Matranga. De Angelis miracolosa, grandissima diagonale difensiva di Benedetta De Angelis. Una delle tante cose preziose del suo primo tempo che magari non finiranno nelle lights ma che sono determinanti. Angolo Molfetta. Gurrieri da Enrico. Matranga poi ancora dal suo capitano. Coquito inciampa quasi sul pallone, arriva la pressione di De Angelis che trascina a terra Coquita. Giallo anche per De Angelis, quarto fallo dell'Audace in questo primo tempo. Fuori Arakawa, dentro Biasiolo. Fischia manca. Coquito, Matranga cerca in qualche modo Enrico. Vittorelli anche questa se la ritrova lì, poi ha lanciato lungo per Biasiolo che sola. Coquito interviene, Biasiolo alla meglio. De Cao sterza, De Cao salta anche l'altra avversaria, poi Gurrieri le dice di no. Ultimo minuto, Gurrieri, Coquito alza la testa e va da Enrico. Chiede calma Enrico, Matranga, Gurrieri, Coquito in banda, cerca il movimento della compagna, cambia poi per Enrico. Enrico con la puntata, fermata da De Angelis, rimessa laterale Molfetta con 46 secondi da giocare in questo primo tempo. Ci sta provando in tutti i modi il Molfetta. Mancato sempre l'ultimo passaggio, l'ultima conclusione. Coquito ci prova,
Non c'è deviazione, rinvio dal fondo. Pronta Vittorelli a rimettere in gioco il pallone per De Angelis. De Cao controlla male, rimessa Molfetta. Matranga prova a velocizzare, non c'è modo però di farlo. Riparte da Enrico che alza la testa, ancora Matranga. Enrico fermata da Biasiolo, trova il corridoio per Cochito che chiude il triangolo. Enrico ancora, Cochito sterza, Cochito, Murata, Cochito, Enrico, in qualche modo De Angelis si salva ancora l'Audace. Rimessa laterale a favore della formazione ospite. 18 secondi, Biasiolo, 8 al movimento di De Cao, si torna da De Angelis che alza la testa, poi Pomposelli. De Cao, ultima azione probabilmente, De Cao va da sola, De Cao calcia, Enrico in estirata, sarà rimessa e 7 secondi sono sufficienti anche per chiamare un timeout in casa Audacia e disegnare così lo schema della rimessa laterale per l'ultimo possesso del primo tempo. Lo schema disegnato da mister Andrea Rossi per l'ultimo possesso e l'ultimo pallone del primo tempo. Una rimessa laterale all'altezza dei 8-9 metri. Dentro anche il mancino di Ferreira, potrebbe essere lei la designata a calciare. In uscita dal blocco, vediamo. Pomposelli alla battuta, Ferreira spostata in banda opposta. Vediamo se De Angelis e De Cao favoriscono il calcio in porta della compagna. Parte Pomposelli proprio per Ferreira che ci abbatta il tiro. Possesso Molfetta. Cochito, Enrico, Cochito ancora. Finisce qui il primo tempo. Femminile Molfetta 0, Audace Verona 0. A risentirci per il secondo tempo di questa sfida.
Tornano in campo femminile Molfetta e Audace Verona. Si riparte dallo 0-0 con cui si è concluso il primo tempo. Occasioni da una parte e dall'altra, due legni colpiti dall'Audace, diversi ottimi interventi di Vittorelli in casa scaligera. 0-0, l'espulsione di Luana Putou per doppio giallo. Questi le momenti salienti del primo tempo. Il primo possesso della ripresa è dell'Audace, stesso starting 5 per il Molfetta con cui è iniziato la partita. Pomposelli subito contro Enrico, fermata, rimessa laterale. De Angelis controlla Ferreira. De Angelis in avanti da Giulia Ferreira. Ancora De Angelis in avanti, Enrico di testa, dalle parti di Coquito ci arriva Coquito, sola contro tutte però, allora torna indietro da capitano Enrico, poi Vicky Horvat. Enrico, Caballero, anticipata, rimessa laterale. Coquito, Enrico, Horvat, Coquito, Enrico. Attenzione perché è partita Coquito, servita da Enrico. Un filino troppo lungo questo passaggio, giusta l'idea. Deve lavorare in questo modo il Molfetta quando ha il possesso della palla, cercare di allargare le maglie della difesa veronese per poi sfruttare la rapidità di Coquito, Horvat e Caballero. Scivola Pomposelli, rimessa Molfetta. Un minuto andato via in questa ripresa. Horvat, Caballero, lascia scorrere Coquito prima di tutte. Coquito suolata, facile preda di De Angelis. In avanti ancora De Angelis, si impegna, non la mantiene in campo. Rimessa laterale Molfetta. Horvat, Enrico, Horvat, Caballero. In avanti, troppo in avanti, rimessa Audace. Ferreira, anzi De Angelis. Decao, De Angelis. La migliore nel primo tempo del Palapoli. Il capitano dell'Audace. Capitano dopo l'espulsione di Putou. Ferreira. De Angelis porta palla. Trova in banda Ferreira. 1 contro 1. L'attende lì Enrico. Porta palla e torna indietro da Decao. Intercetta per un attimo Caballero. De Angelis ancora. Poi Ferreira svaria su tutto il fronte. Qui in buca trova Pomposelli che si gira, torma di puro istinto. Poi Decao alle stelle. Le prime due palle gol della ripresa sono dell'Audace. Prima Pomposelli, poi Decao. Caballero, Horvat, Enrico, ancora da Horvat, intercetta Ferreira. Ferreira calcia, colpisce Enrico. Anche in questa ripresa l'Audace ha approcciato bene la partita, con molta aggressività. Pomposelli in area di rigore, fermata da Marfil Enrico, ancora rimessa. Anzi, calcio d'angolo stavolta. Pronta Ferreira. Fuori da Decao. Col destro De Angelis anticipa anche Torma che era però sulla traiettoria. Coquito. Horvat. Contro Decao, prova a partire Horvat, passa Horvat, tiene in palla in campo Horvat, li salta tutti, Horvat al centro e non c'è nessuno. Occasionissima per il Molfetta, la fuga in banda di Horvat, poi ha cercato lo scarico ma non c'era nessuna sul secondo palo, poteva forse anche calciare anche, nonostante fosse defilata, ci riprova qui Decao, Torma facile. Horvat, Caballero. Va da sola Caballero, fermata da De Angelis, anzi da Ferreira. Non c'è fallo, si gioca Decao. Pomposelli colpisce Horvat, rimessa laterale.
De Angelis, Ferreira colpisce Coquito, rimessa laterale. De Cao, Pomposelli con deviazione, calcio d'angolo. Pronta Zandonà in casa Audace, Ginosa in casa Molfetta. Attenzione perché De Cao è tutta sola al centro, Torma però intercetta e lancia poi Vicky Horvat. 3 contro 1 Molfetta, Horvat da Enrico calcia Vittorelli, poi Coquito ancora, perde un attimo il momento il Molfetta. Enrico, Caballero, in buca De Cao prima di tutte, poi si deve sbarazzare del pallone, arriva Enrico, rimessa laterale. Non ha saputo sfruttare il 3 contro 1 qui il Molfetta ed è un gran peccato perché c'era spazio per andare. Ferreira contro Coquito, duello sudamericano, Pomposelli a memoria, dove però non c'è De Cao, rimessa laterale Molfetta. Enrico, Horvat, Enrico, Horvat, non passa, Ferreira sola contro Torma, Ferreira chiude Torma, si gioca De Angelis ancora per De Cao, uscita decisiva di Torma su Ferreira al limite dell'area di rigore. Torma cerca Caballero, prima di tutti Vittorelli, subito da Ferreira. De Angelis, De Cao, in banda da Pomposelli, intercetta Enrico, da solo Enrico, contrasto falloso di De Cao, punizione Molfetta. Dentro Arakawa, calcio di punizione per il Molfetta, primo fallo dell'Audace nella ripresa. Horvat sul punto di battuta, fischia a comando, parte Horvat in porta, o almeno secondo le sue intenzioni, palla fuori. Pomposelli protegge, parte, calcia sul fondo. Horvat, Coquito, in avanti c'è solo Arakawa che lascia scorrere in rimessa laterale. Cinque minuti andati via in questa ripresa, sempre 0-0. Partita che segue il copione del primo tempo. Vittorelli, Ferreira, De Angelis contro Horvat, resiste De Angelis. Arakawa la prende Caballero, scarica su De Angelis, in avanti dalla giapponese che ci impegna ma non la tiene in campo, rimessa Molfetta, sempre pronta sul cubo del cambio Ginosa, dentro Zandonà, fuori Giulia Ferreira, artista classe 2000, arrivata in estate in Veneto. Enrico, Coquito, in avanti cerca Enrico, fermata da Pomposelli, in rimessa laterale. Fuori Caballero, dentro Simona Ginosa, cambia il pivot Mister Iessi. Coquito, cerca proprio Ginosa che però aveva fatto un movimento diverso. Pomposelli, ha spazio e se lo prende. Pomposelli contro Coquito, chiude la strada Coquito, costringe a tornare da De Angelis contro Ginosa, scivolata di Ginosa, Arakawa dentro da Zandonà, Coquito in anticipo, lancia Horvat che ci arriva, controlla Horvat, bene da Ginosa, con spazio Ginosa si ferma, torna indietro ma da Zandonà, poi Coquito ruba palla. Enrico, Coquito con la suola, bene da Ginosa, Ginosa
da Enrico. Palla persa dal Molfetta, si gioca Arakawa. Arakawa sola contro maglie nere, cade Arakawa, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'Audace. Cartellino giallo a mister Rossi. Pomposelli alla battuta. In buca e Arakawa da 1 metro non ci arriva. Occasionissima questa per l'Audace. Torma, Kokito in avanti, Enrico, palla ancora scomoda, Arakawa lotta e la tiene, poi calcia, colpisce Ginosa, Horvat, numero di Horvat, fermata poi da Zandonà, in rimessa dal fondo. Kokito, Ginosa, tiene palla, protegge, prova a mettersi in proprio, corre Ginosa, De Angelis scorta il pallone che varca la linea rossa e termina in rimessa laterale. 13 minuti, 27 secondi da giocare al Palapoli. Molfetta 0, Audace Verona 0. De Angelis in avanti, Pomposelli contro Enrico, la tiene in campo Pomposelli, Enrico la mette in rimessa. Si alza Teresa Matranga dalla panchina del Molfetta. Biasiolo e De Cao, le prossime mosse di mister Andrea Rossi. Arakawa in buca, Pomposelli non riesce a trovare la porta e allora Enrico per la ripartenza di Kokito, 3 contro 2, Kokito porta palla, Kokito sola contro tutti, arriva Pomposelli, poi Enrico, bravissima Vittorelli in uscita. Ginosa calcia, colpisce Pomposelli, si resta lì. Ginosa, Kokito prende il centro del campo, la segue Zandonà, poi Enrico. Ginosa, Enrico, Horvat, Enrico, Horvat, ancora Ginosa, ancora Horvat. Ginosa lavora bene però la pressione dell'Audace, occhio a Horvat che ha visto lo spazio per servire Enrico, sola però tiene Enrico, il pallone da Ginosa, ancora da Horvat. Kokito, Enrico, Horvat, prova a farla passare, guadagna rimessa. Kokito, Enrico, Horvat, Kokito, Horvat, Enrico, in avanti, fermata da Pomposelli, che adesso riposa in panchina. Enrico, Kokito, Horvat, avanza palla al piede, cerca Ginosa, che era però andata dal lato opposto, allora Zandonà va da sola, cerca la palla per Arakawa, controlla in qualche modo, arriva Torma direttamente in tribuna. Pronta De Angelis, fuori da Zandonà, attenzione perché c'è un buco per Ferreira, Zandonà non la serve, va da sola Zandonà, poi calcia fuori, poteva sfruttarla meglio l'Audace questa situazione. Occhio a Torma che ha lanciato lontano per Horvat, controllo difettoso dell'ungherese. Vittorelli, Arakawa, De Angelis, Ferreira. Sulla parallela ancora da Arakawa, fermata bene da Ginosa.
Ginosa, Coquito, occhio perché in zona tiro Coquito, finta contro finta, si allarga, calcia, murata da De Angelis. Horvat in buca, attende il pallone Vittorelli che lo abbraccia e lo fa suo. Ferreira, De Angelis. Horvat ruba palla, c'era un fallo in precedenza di Ginosa, calcio di punizione a favore dell'Audace. De Angelis, Zandona, De Angelis, Biasiolo, pressione di Ginosa che ruba palla. Coquito si appoggia, Marfil Enrico, Horvat. Enrico, Horvat, Coquito, cerca Ginosa, non riesce a partire sulla chiusura di Biasiolo. Ferreira con spazio, Ferreira, Horvat, la palla resta buona per Zandona che ce l'ha sul suo mancino. Horvat e Enrico si impegnano, Torma evita il corner, si resta lì adesso, squadre anche un po' stanche, 10:20 da giocare. Coquito, Enrico, Coquito, Enrico, Enrico, rimessa laterale, riposo per Horvat dentro Matranga quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto di questa partita. Enrico, Matranga in difficoltà, passa De Angelis, De Angelis ancora, secondo palo, Ferreira, manca l'appuntamento col gol. Dormita difensiva qui dal Molfetta e ancora una volta sul secondo palo l'Audace non è riuscita a far male. Torma, troppo profondo questo pallone per Coquito. Biasiolo alla battuta della rimessa laterale, cercata Ferreira, si allaccia con Enrico, passa Ferreira non su Coquito però, sola contro tutte Coquito, lavora con la suola, si appoggia da Ginosa, alza la testa ancora dalla boliviana, in avanti cerca Matranga, Vittorelli in anticipo e fa su il pallone. Zandona, punta Enrico, Zandona, Zandona avanza, Zandona resta ancora in possesso del pallone, dietro da De Angelis che ha un buon destro, ci prova, anzi finta di provarci, in banda bene ancora Zandona, prova a passare, rimpallo, doppio rimpallo, arrivano Ginosa ed Enrico, si allacciano le due, si gioca Matranga, fermata con un fallo da Ferreira, calcio di punizione per il Molfetta. Ammonita anche Giulia Ferreira, 9:05 da giocare. Matranga, Enrico, Matranga, Coquito. Ancora il pallone per Enrico, fermata in rimessa laterale. Enrico, Torma, avanza palla al piede, in banda ad Enrico che però non era partita, brutta palla persa dal Molfetta, palla in avanti, Torma fa suo, Ginosa, Enrico, Coquito, si butta dentro Ginosa, cercata, non controlla, rimessa laterale Audace. Pronta De Cao alla battuta, 8:27 da giocare, cercata Pomposelli in posizione da pivot, sporca la traiettoria
Enrico, poi Ginosa, ancora da Enrico, la prova a lavorare, Enrico sola contro tutte, deve girarsi, ha un bel problema, tocca per ultima, rimessa laterale, ha fatto il massimo da quella situazione. Enrico che non è ancora uscita un attimo a riposare in questa partita, 32 minuti effettivi finora. Ferreira, Pomposelli, occhio perché partita De Angelis, impreciso il pallone di Arianna Pomposelli, dentro Caballero, fuori Ginosa. Cerca la fiamma giusta Mister Yesti per sbloccare questa partita. Coquito in avanti da Caballero, ancora da Marfil Enrico, si butta dentro Coquito, si va da Matranga, centrale Caballero, larga da Enrico che prova a partire, non ci riesce e allora ruba palla all'Audace con De Angelis, anticipata da Coquito che poi prova a ripartire da sola contro tutte, ancora Coquito, suola contro suolata, ancora Coquito fa da sola, guadagna, rimessa laterale, poi si accascia stanchissima, estremata. Rimessa Molfetta, Enrico, Coquito, Matranga, 7:28 da giocare, Matranga da Coquito, poi Enrico, Coquito, in avanti, Pomposelli, devia la palla fuori. Coquito, Matranga, in avanti, cerca un fallo di mano, non c'è, ma la deviazione sì, calcio d'angolo Molfetta. Non ravvisato dalla signora Manca, qui si è perso la deviazione. Pomposelli, De Cao, Pomposelli, De Angelis, ancora Giulia Ferreira sul mancino, Ferreira, Pomposelli fermata, Caballero non passa, De Angelis contro Matranga, bene in banda da De Cao, 6:52 ancora da giocare, De Cao cerca lo spazio, non lo trova, Pomposelli ancora con il destro, palla fuori. Caballero, cercata in questo momento da Lilla Torma, centrale Matranga, torna indietro da Enrico, Caballero, 1 contro 1, Matranga si gira in banda da Coquito, troppo potente il suo passaggio, rimessa laterale a favore dell'Audace. Tanti errori adesso da una parte e dall'altra, squadre stanche e soprattutto tanta adesso inizia a essere anche la paura di perderla questa partita. Ferreira in avanti per De Cao, troppo in avanti, rimessa Molfetta, riposo per Coquito dentro Guerrieri. Matranga in avanti, Enrico cerca Guerrieri che però era venuto incontro e non era partita nello spazio. Ferreira, Pomposelli in avanti da Ferreira, cade a terra, non c'è fallo, protesta Ferreira e qui forse aveva ragione. Guerrieri, Matranga perde palla il Molfetta, De Cao, Guerrieri in qualche modo intercetta. Enrico, sbandata qui del Molfetta, Guerrieri in banda, va da sola, Caballero si gira, Caballero da Matranga che controlla con il tacco, fuori da Enrico, cerca spazio per calciare, non lo trova, allora Matranga a sua volta col tacco, palla fuori, attenzione perché De Cao ha spazio davanti a sé, Matranga intercetta, rimessa laterale. De Cao col destro, murato da Matranga, Pomposelli, Biasiolo, rimessa laterale e time out per la femminile Molfetta.
5 minuti 20 secondi da giocare al Palapoli e 0-0 fra Femminile Molfetta e Audace Verona. Si deciderà tutto in quest'ultimo scorcio di match. Torma in avanti dove non c'è nessuno, però rimessa Audace. Pomposelli contro Enrico che ruba un altro pallone, poi non passa su Ferreira, lo tiene in campo la numero 12 De Cao. De Angelis fermata, allora Enrico 3 contro 2 del Molfetta, Enrico in banda, Gurrieri dentro per Caballero da 1,5 metri, palla fuori, occasionissima Molfetta che aveva stavolta gestito bene il 3 contro 2, mancata la finalizzazione. Enrico Pomposelli lascia lì Ferreira fermata da Matranga, ancora Ferreira cerca spazio sul suo piede, cade a terra, non c'è fallo. Enrico prova a partire, non ci riesce, tocca anche per ultima rimessa laterale Audace, è rimasta a terra Ferreira. Rimessa laterale per l'Audace, 4,38 da giocare. Poco fa l'occasione forse più ghiotta di tutta la partita per il Molfetta, con Caballero che da 2 metri ha tirato fuori dopo la bella giocata di Cristina Gurrieri. Gurrieri lavora questa palla, corpo a corpo vincente di De Angelis, poi Matranga in rimessa laterale dall'altro lato. De Angelis, Ferreira, De Angelis, Ferreira, De Cao non passa su Caballero che la tiene in campo con una magia. Caballero, Matranga anticipata, Caballero ancora, Caballero calcia e Vittorelli le dice di no, calcio d'angolo. Pronta Matranga alla battuta, fuori Enrico col destro altissimo, rientra Zandonà per Ferreira, Pomposelli si allaccia con Enrico, poi rimane a terra nel contrasto della rimessa del Molfetta, ma c'è prima da soccorrere Rianna Pomposelli che ci sembra dolorante. Dentro Arakawa, fuori Pomposelli. Palla che resta in gioco ancora con Arakawa ed Enrico a lottare. Alla fine alla meglio Zandonà, ancora un corpo a corpo, palla fuori con deviazione di Torma, dice l'arbitro, calcio d'angolo. 3:34 e siamo nella fase caldissima di questa sfida della quarta giornata del campionato di Serie A femminile. De Angelis, Gurrieri intercetta, poi Matranga, la palla resta pericolosamente in aria. De Angelis, Arakawa,
Decao contro Matranga, si allacciano, palla dentro, arriva Enrico, poi Guerrieri, vediamo se riparte il Molfetta. Contrasto Zandonà-Guerrieri, non c'è fischio ma rimessa, e anche Zandonà adesso a terra. Partita molto fisica. Si rialza Eleonora Zandonà, speriamo ovviamente non sia nulla di grave per la calcettista classe 2004 dell'Audace. Rimessa laterale Molfetta, Enrico da Caballero, Cochito lavora in banda, Cochito dietro Horvat, pensa anche al tiro, lo lascia partire Murato, però ancora Horvat ci riprova da sola contro tutte. De Angelis chiude, poi evita il corner e guadagna rinvio dal fondo. Sontuosa la prestazione di Benedetta De Angelis. Ultimi 3 minuti al Palapoli, è 0-0 finora, ma entrambe le squadre provano a vincerla. Ci prova adesso l'Audace. Decao, De Angelis fermata per un secondo da Caballero. Ferreira, De Angelis, Decao, alza la pressione il Molfetta. Allora Decao rischia, Caballero, area di rigore, non riesce a coordinarsi per calciare. Complicata un po' la vita la formazione ospite qui. Enrico da Cochito contro Decao. Enrico, Horvat, Cochito, Horvat ancora, Enrico, Cochito chiude il triangolo, Decao alza questo pallone e sarà calcio d'angolo per il Molfetta, che prova a crederci in questo finale. Caballero fuori da Horvat, calcia, colpisce ancora Pomposelli, poi Enrico, cerca Caballero sulla sua parallela, capisce tutto Ferreira. Caballero, Enrico, Murata, rimessa ancora Molfetta. Enrico, si va da Torma, prova a sfruttare anche il portiere, adesso il Molfetta. Torma supera la linea del centrocampo. Enrico, rimessa Molfetta. Ancora da Torma. Horvat, palla sbagliata qui dall'ungherese, rimessa a Verona già battuta da Decao. Ferreira alza la testa, cerca la palla per Pomposelli,
che per fortuna il Molfetta non controlla. Poi Horvat prova a prendersi lo spazio davanti a sé, centrale da Caballero. Caballero lascia passare per Coquito, non ci arriva. Ferreira giganteggia, ancora Ferreira avanza, Ferreira Torma para in due tempi da Enrico, 1 minuto e 16. Horvat, squadre lunghe, stanche. Horvat avanza e perde palla, poi Pomposelli tocca per ultima in rimessa laterale per il Molfetta. Enrico, Caballero, prova a partire Caballero, fermata da Decao, poi Torma. Enrico salta in banda all'avversaria, Pomposelli protegge il pallone, fallo di Enrico, calcio di punizione. 53 secondi alla sirena. De Angelis, Decao, De Angelis, Ferreira non passa e guadagna rimessa il Molfetta. Enrico, Caballero, 40 secondi, fermata ancora Caballero in banda. Enrico, Coquito, Enrico in avanti, Caballero prova a tenerla, non passa ma guadagna rimessa. 29 secondi da giocare. Molfetta prova a sfruttare le sue armi. Enrico, 25 secondi, perde palla Enrico. Ferreira fermata da Coquito in disperato tentativo, calcio d'angolo. E ancora time out Audace. Con il time out chiamato da mister Rossi per disegnare lo schema e cercare di essere pericolosi. Calcio d'angolo, palla giocata per il destro di Decao, murato da Horvat. Si impegna Horvat che è veloce, Decao chiude, 13 secondi. Decao, Enrico inciampa sul pallone, ancora lo perde il Molfetta. Ferreira chiusa la Caballera, 4 secondi. De Angelis, ultimo tiro deviato, calcio d'angolo con 1 secondo da giocare. Un secondo da giocare. Ci proverà l'Audace con Pomposelli in buca, palla fuori. Non c'è più tempo al Palapoli, finisce 0-0 tra Femminile Molfetta e Audace Verona. Da Gabriele Papolla è tutto, a risentirci per le grandi avventure del futsal.